pomeriggio, un'altra puntata di preview che fa da vigilia della partita del Catania con il team Altamura. Rossazzurri che tornano al Massimino per la partita con i pugliesi dopo 2 successi di fila e dopo la settimana che ha portato al punto di penalizzazione in classifica. Parleremo ovviamente anche di questo, così come parleremo delle ore che portano al derby fra Trapani e Messina, che torna dopo 15 anni. Ne parliamo in studio con Carlo Breve. Ciao Carlo, come Buonasera, sempre un Marco. piacere. Ciao, buonasera a tutti. Averti qui con me, così come per le telecronache, così come per le cronache con Patanè, insomma dovunque va praticamente, così come corner. Va bene, invece con noi, solo con noi di preview, Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Buonasera Marco, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E con noi di preview c'è anche come sempre la nostra splendida Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, buonasera a te, buonasera a voi che ci state seguendo a casa. Io ricordo la linea WhatsApp che è sempre attiva al 342 77 12 855. Il colore della gonna è? No, perché fucsia, non è rosa. Ah, ecco appunto, perché questa macchia avrà messo un po', avrà indisposto qualche giocatore del Catania che vede la tua bellezza ma anche i colori che possono sembrare rosa-nero. Saluto invece ed è con noi collegato il collega di Sky Sport, nonché amico Peppe Di Stefano. Ciao Peppe. Ciao Marco, buonasera a te, a tutti i tuoi ospiti e a tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento. Allora, sempre noi parliamo col sorriso, Peppe, di calcio, ed è giusto farlo così perché alla fine dei conti stiamo parlando di uno sport e di un gioco. Settimana particolare in casa Catania perché è arrivata la notizia che un po' era attesa, no? Era nelle cose, sembrava un po' da qualche mese, di questo punto di penalizzazione. Una notizia che anche tu attendevi così come è arrivata? Sì, l'attendevo peggio, ti devo dire la verità, sapevo addirittura di qualcosa di più. È stato fatto, io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno delle cose, è stato fatto un lavoro imponente a livello legale. Credo sono stati mesi molto complicati, chiaramente dopo quello che era successo la scorsa estate, come sappiamo la penalità era certa che arrivasse, i numeri prospettati all'inizio ti posso garantire che erano nettamente superiori. Per questo io, per quanto mi riguarda, ho tirato un sospiro di sollievo. Chiaro che da vedere un po' più all'interno di quella che è stata questa falla, questa defiance, che speriamo che la società si sia messa definitivamente alle spalle. È inutile girarci intorno, o essere finti o raccontare cose per altre. Sapevamo tutti che sarebbe arrivata una penalità, è arrivato il minimo e per questo bisogna sorridere, almeno per quanto mi riguarda. E così Carlo, anche per te? Sai, io non vorrei entrare in questioni societarie perché non mi appartengono. È chiaro che sono dispiaciuto del punto di penalizzazione, mi fido di quelli che sono i vostri commenti, di quelli che sono i commenti degli esperti di queste situazioni, e quindi mi fido che un punto alla fine è la cosa meno peggiore, ecco. Anche perché ci poteva stare, Peppe, anche la dichiarazione, la nota che è arrivata da parte della società, che appunto ha detto forse era il caso che arrivasse tutto questo per metterci alle spalle e poi ripartire da capo, no? Un po' quello che dicevi prima. Punto da capo, ti ripeto, no. All'inizio, un mese fa, si temeva un numero molto più imponente a livello numerico di punti di penalità, perché era un caso unico. C'era un problema legato a delle fideiussioni con dei ritardi, ma in realtà non era una cosa così chiara. È stata fatta un'analisi approfondita, ecco perché è arrivato dopo settimane e settimane di campionato questa non assoluzione, quantomeno questa sentenza. Ha collaborato, credo, la società insieme agli organi federali, perché è chiaro che è una forma di patteggiamento, e se mettiamo in una scala numerica 1, 2, considerando che sicuramente sarebbe arrivata una penalità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti, un punto ripeto, è la cosa minore. Se guardiamo quello che è successo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Se guardiamo chiaramente una cosa che poteva essere evitata, quello sì, e andava evitata, e lo sanno bene anche all'interno della società, perché questo qua chiaramente mostra uno scricchiolio che d'estate ha fatto tremare un po' tutti. Sappiamo quello che è successo, sappiamo le ore convulse e complicate. È stato fatto un lavoro, ripeto, da quello che mi risulta
abbastanza imponente, e bisogna mettersela alle spalle, Marco, sperando, ed essendo non certi, ma sperando che sia stato l'ultimo atto di questa triste vicenda, perché è una società che noi sapevamo essere forte dal punto di vista economico. Io, da quello che mi risulta, è ancora forte dal punto di vista economico, ma non si possono sbagliare questi passaggi. A livello di immagine come ne esce il Catania, secondo te, al di là del punto? No, guarda, io a livello nazionale la vivo, purtroppo sono cose che sono capitate anche ad altri club. Il Catania non esce ridimensionato, cioè non c'è la paura qui a Milano, no, ma il Catania è meno solido dal punto di vista economico. Credono che sia stata fatta una leggerezza ed è stata pagata. La cosa importante è che sia questa, che sia una leggerezza pagata e non ci sia nient'altro. La squadra è stata fatta, il budget non era quello di inizio stagione, perché il budget è stato prima dimezzato, poi leggermente aumentato, ma non è quello che era stato messo in preventivo a maggio, questo lo sappiamo tutti, ma la Serie C di quest'anno ti impone, visto e considerato che hai una buona rosa, hai un grande allenatore, hai un ottimo direttore sportivo, di poter lottare fino alla fine. E sono convinto che questi risultati positivi stanno riaccendendo l'entusiasmo anche in Australia, e quando parlo di Australia non parlo solo di Ross Pelligra, parlo della famiglia Pelligra, perché Ross Pelligra rappresenta la famiglia, ma è la famiglia l'asset importante finanziario del Catania, e sono convinto che a gennaio qualcosa potrà essere fatto per puntellare la squadra, che era quello che probabilmente Marco andava fatto alla fine del mese agosto. A livello di immagine leggo che i catanesi sono un po', c'è qualcuno che è un po' spazientito, qualcuno impaurito, non ci voleva, sicuramente non ci voleva, però è successo e bisogna provare a superarla. E qua vediamo proprio inquadrati nell'ultima partita il vicepresidente e il presidente del Catania, vale a dire Vincenzo Grella e Ross Pelligra. Io tornerei adesso da Anna per fare il punto invece della situazione per quanto riguarda l'aspetto calcistico, dunque il programma della giornata e anche la classifica. Anna, a te. La nona giornata di campionato inizia questa sera alle 20:30 con 3 partite: Cavese Turris, Cerignola Sorrento e Trapani Messina. Sabato 12 ottobre alle 15 Giuliano Juventus Next Gen e Monopoli Crotone. Alle 17:30 Catania Altamura. Domenica 13 ottobre alle 15 Benevento Latina. Alle 17:30 Taranto Picerno. Alle 19:30 Avellino Casertane. Alle 19:45 Potenza Foggia. Passiamo subito alla classifica. Vediamo con 16 punti in testa alla classifica Benevento, Picerno, Monopoli. Segue Cerignola 15, Catania, Giuliano, Potenza 14, Trapani e Sorrento 13, Avellino, Cavese 10, Casertana, Foggia 8, Messina, Latina, Crotone, Altamura 7, Juventus Next Gen 6, Turris 5 e Taranto 3 punti. Torniamo fra poco da te, Anna. Io vado invece subito da Carlo e poi andrò nuovamente da Peppe per chiederti, Carlo, il processo di crescita si vede al di là dei risultati che sono arrivati, che stanno arrivando con queste 2 vittorie di fila? Ma e al di là degli infortuni anche. Si è visto da subito il processo di crescita di questa squadra, da subito, anche quando c'è stato un momento di flessione, la squadra ha avuto sempre un processo di crescita importante. È questo su cui si deve basare l'impronta, proprio il lavoro di Toscano. Deve essere ottimista perché sta vedendo crescere anche dal punto di vista fisico l'intera rosa, sta portando nelle migliori condizioni l'intera rosa, e mi riferisco anche alla batteria di attaccanti che sono di primo ordine del Catania, e questo credo sia la cosa più importante. Peppe, torno da te. Qualcuno dei tifosi, parlavi prima dei tifosi che parlano del punto di penalizzazione, qualcuno parla anche degli attaccanti, c'è chi rimpiange qualche attaccante l'anno scorso. Carlo diceva questa è una batteria di attaccanti di primo ordine, si è visto ad esempio il movimento di Inglese in occasione del passaggio di Jimenez, la qualità e la fantasia di Jimenez. Tu che cosa ne pensi? Io penso che non bisogna rimpiangere gli attaccanti dello scorso anno, perché l'ho capito qual è il riferimento di molti tifosi a Di Carmine, ma ti posso garantire che il girone A, e il mister lo sa bene, è inferiore al girone B, e il girone B è inferiore al girone C. Il girone C è una mezza serie B per agonismo, per numero di spettatori, per tutta una serie di cose, per spostamenti anche a livello logistico. Ti posso garantire che il girone A con un pullman
arrivi a 1 ora e mezza da tutte le parti, e qua da Catania ti devi spostare in qualunque caso con i voli, è tutto un po' più complicato. Non rimpiango gli attaccanti dell'anno scorso, al Catania, ma ripeto, io non sono un tecnico, là c'è un allenatore che vi può raccontare meglio di tutti. Il Catania aveva una imposizione di gioco con Di Tacchio, secondo me il centrocampista più forte delle prime 4-5 giornate del campionato di Serie C, e un'impostazione senza Di Tacchio. Avevamo trovato un equilibrio fantastico con Sturaro, Rinato e con Di Tacchio, e abbiamo perso il primo, abbiamo perso il secondo, abbiamo perso anche il terzo, perché abbiamo perso anche De Rose. E allora di conseguenza Verna, che chi ci ha giocato insieme mi dicono di essere uno dei ragazzi più intelligenti sicuramente dei campionati tra Serie B e Serie C, e che ora intelligenti intendo dal punto di vista tattico. Lo vediamo che il secondo va sempre adattato. Di Tacchio manca la sua fisicità, manca il suo predominio, manca il suo accelerare e decelerare quando voleva lui, e accelerava e decelerava la squadra. Quindi secondo me spesso gli attaccanti dipendono anche da quei movimenti dei centrocampisti. Bisogna stringere i denti, recuperare il prima possibile Sturaro, poi recuperare De Rose, ma credo che ci sia un maestro da questo punto di vista, che è il mister Mimmo Toscano, che sa compattare l'ambiente. Abbiamo giocato credo con 6-7 centrocampisti centrali in questo inizio di stagione, e non è da tutti, vuol dire che è riuscito a trasmettere bene quelle che sono le idee, le linee guida, a dare delle giocate, a codificare delle giocate all'interno della squadra. Si deve stringere i denti. Secondo me adesso la strada è leggermente più in discesa, guardando un po' il calendario, non che sia in discesa ma sia un po' più in discesa. E ora bisogna fare punti anche in casa, bisogna iniziare a vincere qualche partita un po' più larga, cosa che quest'anno non è mai successa, e sono convinto che poi a gennaio si interverrà, perché qualcosa evidentemente andrà fatto, soprattutto in mezzo al campo. Sì, no, mi piacerebbe approfondire gli argomenti che hai fatto, dicendoti che magari di Carmine hai perfettamente ragione. Io da tecnico non avrei ceduto a cuor leggero Cianci, perché è un ragazzo di 28 anni che ha finito così bene lo scorso campionato e ha dimostrato di poter essere decisivo. Non l'avrei dato così a cuor leggero, ma è un mio pensiero. La società avrà fatto le proprie valutazioni e quindi mi fido delle valutazioni di Faggiano e di Toscano. Per quanto riguarda la seconda parte dei centrocampisti che purtroppo sono venuti a mancare in questo periodo di campionato, ho detto più volte che la mano di Toscano in questo caso si è vista tanto, perché la squadra ha una sua e propria identità anche adesso, con Verna da play e accanto con Carpani e Luperini. Ha acquisito una nuova mentalità, un nuovo modo di giocare, e questo sicuramente è stato bravissimo il tecnico a non far sentire le assenze di 3 giocatori veramente fondamentali. Verna si è completamente ristabilito, domenica scorsa ha fatto una partita sontuosa, e ai suoi lati stanno giocando in maniera diversa, perché hanno caratteristiche totalmente diverse agli altri centrocampisti, Carpani e appunto Luperini. Il Catania da un 3-4-2-1, quindi con 2 soli centrocampisti centrali a fare legna a metà campo, adesso gioca un centrocampo a 3, dove Carpani e Luperini hanno dei compiti totalmente diversi da quelli che avevano Sturaro, Di Tacchio e De Rose. Prima di tornare da Peppe, salutarlo, anche ringraziarlo per la sua partecipazione. Volevo tornare invece da Anna, perché a proposito del sorriso, come dicevamo in precedenza, no? per quando si racconta il calcio, ci sono anche i social, e dopo la vittoria di Caserta tanti giocatori del Catania hanno postato le proprie impressioni e la propria soddisfazione sui social. Anna? Sì Marco, dopo la partita che il Catania ha giocato a Caserta c'è stato il boom sui social, perché i calciatori hanno pubblicato delle immagini con delle frasi, dei messaggi di sprono, di incoraggiamento. Vediamo se la regia, ecco, avanti così, forza ragazzi. Addirittura Di Gennaro ci scrive focus, quindi mantenere sempre l'obiettivo ben focalizzato. Ma mi vorrei soffermare sull'immagine di Beters, che ci scrive in inglese: sorridi e divertiti, e che alla fine credo sia proprio lo spirito giusto da mantenere in campo.
E ancora passerei all'immagine di Jiménez, che ci scrive in spagnolo, ma l'abbiamo tradotto, di essere orgoglioso di questa squadra, del primo gol che ha fatto e dell'assist. E poi l'ultima che vorrei far vedere, che credo sia stato catturato un momento bellissimo tra Anastasio e Jiménez, dove quello che traspare è proprio la gioia di un successo che alla fine è un successo condiviso. Grazie Anna, questa è poi l'immagine, Carlo, che i tifosi vogliono vedere, no? Perché poi alla fine che cosa cantano i tifosi in curva? Vogliamo vincere, perché poi alla fine il Catania vuole andare nelle categorie che più gli appartengono e vedere queste soddisfazioni e questi ragazzi che esultano. Fuori onda con Ermanno, l'essenza del calcio è il gol, quindi quando c'è il gol c'è il grande sorriso, c'è l'abbraccio, c'è l'esultanza dei tifosi, il calcio è il gol. Il calcio è il gol, il calcio è la gioia e la passione che ci mettono questi giocatori, quei 10-12 tifosi del Catania che erano presenti allo Stadio Pinto di Caserta. Peppe, è questo, no? L'emblema da cui deve partire il Catania anche in questa settimana, che arriva dopo 2 vittorie importanti e che si è conclusa o che ha avuto in mezzo questa situazione del punto di penalizzazione, ma insomma si deve guardare a quella soddisfazione, a quelle immagini, a quel Beters che dice dopo l'infortunio che ha avuto e dopo la convocazione guardiamo avanti con il sorriso. Sì, secondo me il Catania ha vinto 2 partite molto complicate. A Caserta, a parte l'anno scorso, non vinceva praticamente da decenni, e la partita precedente in casa col Monopoli è stata una partita davvero piena di fatica, no? Catania che ha giocato con, non dico difficoltà, ma alla fine se gli ospiti avessero strappato un punto non avremmo potuto recriminare, ma questi sono i punti che pesano più delle altre partite. C'è un dato, il dato del pubblico casalingo, che secondo me, e spero che nella prossima partita, in quella di domani, possa essere ancora nuovamente rinnovato e portata agli orori della cronaca nazionale. Io ogni settimana mi vanto con i miei colleghi perché Catania nella classifica nazionale del pubblico presente, nelle classifiche generali, è stato spesso al secondo posto e a volte al terzo posto, a volte dopo Napoli, le partite di Napoli, delle partite di San Siro c'è Catania. Questo dato è incredibile, e non battagliamo contro piazze normali, battagliamo con Parma, con Bologna, con Lecce, con squadre di Serie B anche come Palermo, e quindi l'entusiasmo è tornato. Speriamo che quello che è successo nelle ultime ore non leda un po' quello che era la serenità che è stata ritrovata. Speriamo di riabbracciare presto anche Daniele Faggiano a bordo campo, perché c'è tanto anche di suo in questa squadra. Quindi ripeto, con tutte le difficoltà si è arrivati a un punto buono di classifica, il punto di partenza e il punto di penalità, e speriamo che adesso la strada, non dico possa essere in discesa, ma adesso speriamo che il Catania possa non pensare più a quei fatti e a chiudere decisamente quel capitolo che era un po' come Sinner, no? Giocavi sempre con quel pensiero, con quel tarlo. Finalmente è andata e via. E anche per la società sarà così. Torno per chiudere da Anna con gli ultimi messaggi e poi chiudiamo questa prima parte di preview. Marco, ci scrivono: sono Tony da Lineri, un saluto alla mia famiglia e Forza Catania. Continuo da Giovannino: Forza Catania, per me il Catania ha bisogno di tempo e saremo una squadra fortissima. E ancora, dopo l'ultima vittoria del Catania sembra ci sia finalmente la sostanza in questa squadra. E chiudo con: sabato andiamo a tifare tutti per il nostro magico Catania, dobbiamo vincere. È quello che dicevamo, no Peppe? Io ti saluto e ti ringrazio, anche Grazie perché a voi ragazzi. So dei tuoi impegni anche con la nazionale nel seguire le vicende azzurre. Io ti ringrazio ancora e una buona serata Peppe, buon pomeriggio. Buonasera a tutti voi, al mister e a tutti gli ospiti. Buonasera Peppe, complimenti per tutto. E allora noi ci fermiamo. Grazie, Noi ci fermiamo, caro Carlo e caro Ermanno, e ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per parlare, entriamo nel vivo della partita con l'Altamura, fra poco.
Di nuovo in studio dopo aver parlato della situazione nuova in classifica del Catania, con un punto in meno di quello che è successo nella partita precedente, anche attraverso il supporto del collega Peppe Di Stefano. Andiamo a quello che ci aspetta domani nella partita con il team Altamura. Intanto andiamo a presentare un po' questa squadra, lo facciamo attraverso sempre le nostre grafiche in cui diamo uno sguardo al nome dell'allenatore, del mister dell'Altamura, che comunque è una vecchia conoscenza. Esattamente, ed è comunque una garanzia per la categoria. Questo abbiamo scritto, che è Di Donato, che ha fatto insomma bene in tante non è un calcio posizionale, in tante piazze. No, non è quello del calcio posizionale come l'altra volta, e ha ottenuto anche una promozione poi in Serie C dalla D con l'Arzignano negli ultimi anni, Latina e Vispesaro, soprattutto Latina. Andiamo a vedere invece il giocatore che noi abbiamo definito come più rappresentativo, il Faro, ma ovviamente poi ognuno ha le sue preferenze. Nel nostro caso è D'Amico, palermitano, fra parentesi, fa pandan con la divisa di oggi rosa-nero, no, fucsia e nera di Anna. Felice D'Amico, trequartista, classe 2000, ex Inter, ex Chievo, un ragazzo certamente di qualità, 6 presenze nella nazionale italiana Under 18 e 3 gol e un assist in questo avvio di stagione, per cui un giocatore di qualità. E poi infine vediamo invece gli ultimi 5 del team Altamura, dove sono arrivati i punti della squadra pugliese, cioè la vittoria in casa del Taranto, ultimo in classifica, il pareggio in casa con la Chiavese 0-0 e poi la vittoria inaspettata in un campo, ad esempio, dove il Catania ha perso per di più in extremis, come giustamente ci dice Ermanno. 2-3 il risultato finale in casa del Giuliano, e poi la sconfitta casalinga con la capoclassifica con il Monopoli. Che partita attende il Catania? Lo chiedo a tutti e due e poi mi collego invece con un mio amico da Altamura. Guardando insomma i risultati, sicuramente le ultime 2 trasferte sono state 2 vittorie, quindi questo deve far accendere un campanellino d'allarme per la squadra rossazzurra, un prendere sotto gamba un avversario che sicuramente lotterà per salvare la categoria, ma che ha un tecnico che in queste situazioni si sa esaltare e ha sempre raggiunto, o quasi sempre, gli obiettivi fissati dalle sue società. Non sono d'accordo dell'uomo squadra e D'Amico, che è quasi sempre subentrato alla panchina, è vero, ha risolto tante situazioni. Secondo me l'uomo squadra, da quello che ho visto, è Rolando, è il vero uomo squadra, giocatore di grande personalità, un bel mancino, gioca in tante posizioni e secondo me incarna lui proprio il giocatore che fa fare il salto di qualità, secondo te, per questa realtà. Che squadra è l'Altamura, Ermanno? Una squadra che invece in casa ha incontrato Benevento e Monopoli, 2 squadre che stanno in testa nella classifica, ci ha fatto vedere entrambe le partite che non ti fa giocare. Cioè non permette il palleggio sia nella nella tua 3 quarti di campo, sia nella 3 quarti di campo diciamo dell'Altamura, ed è una squadra che spezzetta tanto il gioco, quindi bisogna aspettare una partita molto spezzettata, con diverse interruzioni, con un Altamura che non ti aspetta ma ti viene a prendere alto, però un Altamura che comunque ha fatto vedere di essere molto ostica diciamo soprattutto con le squadre, con le big del campionato, quindi una partita molto difficile. Molto difficile. Lo chiediamo che squadra attende il Catania, lo chiedo anche al collega Nicolò Squicciarini di Altamura Live, collegato con noi. Ciao Nicolò, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare? Tu che segui appunto la squadra anche durante la settimana, se ci possono essere delle novità nello schieramento di Donato, ma soprattutto se sei d'accordo con quello che abbiamo detto fino ad ora, che l'Altamura è una squadra difficile da affrontare per il Catania. Beh, novità sicuramente possono essere. Il mister non ha quasi mai messo la stessa formazione della partita precedente, quindi le novità noi ce le aspettiamo. È una squadra che prova a giocare a calcio, è una squadra che sta imparando a seguire quelli che sono
che è il modo di vedere il calcio di mister Di Donato. Chiaramente c'è stato lo scotto del salto di categoria, lo scotto di avere una squadra completamente nuova e che doveva imparare a giocare insieme, però nelle ultime partite si è visto un bel calcio, si è vista una squadra che vuole giocare, vuole importare il gioco. Diciamo che la vittoria di Giuliano fa ben sperare anche per questa difficilissima partita che aspetta i biancorossi poi al Massimino a Catania. Voleva intervenire Carlo? No, sì. Volevo collegare, buonasera intanto, anche se lei è giovane, perché ho visto un po' tutti gli highlights dell'Altamura e si parla sempre di primo storico punto, primo storico gol nei professionisti, ma vorrei ricordare che l'Altamura ha fatto la C2, o mi sbaglio? Sì, l'Altamura ha fatto la C2 26 anni fa. Infatti in quella occasione, intervengo un attimo, ci ho giocato contro alla prima di campionato con la Cireale, marcai cancellato, la Cireale vinse ad Altamura 0-1. Poi è per quello che te lo ricordi? Sì, me lo ricordo benissimo. Poi la Cireale, Cancellato fu uno dei protagonisti di quell'anno, fu anche capocannoniere del torneo, era un fortissimo attaccante. Più che altro quello a cui si riferisce la società Team Altamura quando parla di primo storico è il fatto che la C2 diciamo che può essere considerata una quarta serie, invece adesso l'Altamura è in terza serie. Ricordavo bene. Insomma, questo è un bel remake storico, diciamo, da parte di Carlo Breve. Nicolò, giocatore, noi abbiamo parlato di Rolando come un giocatore, l'ha detto anche Carlo poco fa, di un giocatore che può essere determinante per la squadra pugliese. Sì, uno dei giocatori che sicuramente può fare la differenza nella rosa biancorossa è Rolando. È arrivato con queste aspettative e chiaramente ci si aspetta molto da lui. Tra l'altro parlavate del fatto che può giocare in tanti ruoli, una curiosità: nell'ultima partita contro il Monopoli addirittura ha giocato terzino sinistro perché doveva entrare, poi Peschetto ha accusato i crampi e quindi addirittura è entrato al posto di Peschetto che in quel momento stava facendo il terzino sinistro. Quindi sì, è disponibile, è un ragazzo disponibile, si sta mettendo a disposizione del mister e della squadra, quindi anche un giocatore come Rolando si accetta di fare il terzino sinistro, vuol dire che è nella squadra, è nel gruppo e sta credendo in quello che sta facendo Di Donato. D'utilità chiaramente di Rolando e della squadra pugliese. Qui vediamo l'ultima partita contro il Monopoli. Ti chiedo per finire, Nicolò, questo è lo stadio di Bari, quando tornerà a giocare ad Altamura la squadra biancorossa? Qui la fine dei lavori è prevista per il 21 novembre, quindi si spera di tornare ad Altamura prima della fine dell'anno. Ovviamente non dipende dalla società, è un qualcosa di esterno e non si può fare altro che aspettare e sperare di tornare tra le mura di casa il prima possibile. Questo anche perché 3.000 sostenitori dell'Altamura nello stadio San Nicola, si vede già dalle immagini, è uno stadio vuoto. Esattamente. Si perdono un po'. Carlo, quindi diciamo, tornare ad Altamura significherebbe ritornare ad avere il calore dei tifosi molto più vicino al campo e significherebbe davvero giocare in casa, cosa che adesso non si può definire in casa quella dell'Altamura. Carlo. Dal punto di vista del sistema di gioco ho visto che il mister ha cambiato spesso, ma la maggior parte delle volte ha giocato 3-5-2, mentre domenica contro il Monopoli ha giocato con una formazione un po' più spregiudicata, perché Peschetto la faceva all'esterno a tutto fascia a sinistra, con Manè che è riconfermatissimo a destra, ma soprattutto ha schierato 3 giocatori offensivi come D'Amico, come Minesso e come Leonetti. Come pensi che giocherà a Catania? Con che sistema?
Il mister ha cambiato tanto, addirittura nelle prime uscite l'avevamo visto con il 4-2-4 o comunque con i due centrocampisti. Adesso ha provato il 3-5-2 e sono arrivati i primi risultati. Domenica col Monopoli sì, ha messo comunque D'Amico e Leonetti alle spalle di Minesso. È difficile prevederlo, forse essendo una partita difficile in trasferta potrebbe andare col 3-5-2 per essere un po' più coperto, per avere i giocatori in mezzo al campo, però il mister è un allenatore che vuole giocare, perciò se lui ritiene che per fare la partita c'è bisogno dell'uomo in più in avanti, probabilmente nonostante la difficoltà della trasferta del campo potrebbe anche giocare col tridente. Basta avanzare Rolando, abbiamo capito. Comunque, grazie Nicolò. Sì, Rolando può fare da mezzala. Esattamente. Grazie Nicolò, grazie per il tuo intervento, un saluto. Grazie a voi, arrivederci. Buonasera. Voglio tornare da Anna invece per i messaggi da casa. Anna, a te. Ci scrivono ancora messaggi sulla partita disputata a Caserta. Vincere a Caserta non è mai facile, ancor più difficile reagire. Mister Toscano si sta rivelando l'artefice di un autentico capolavoro calcistico. E ancora Antonio Z ci saluta e ci scrive: buonasera, adesso chiediamo soltanto continuità, col mister Toscano c'è soltanto da essere fiduciosi. Angela Curva Nord invece: buonasera, domenica bellissima partita, peccato per l'infortunio di Lunetta, speriamo non sia grave. Lo sappiamo invece che non è appunto grave, per cui questa è una cosa importante che abbiamo sottovalutato durante la settimana, perché è successa la cosa della penalizzazione, ma Lunetta sta sicuramente meno peggio di quello che pensavamo durante la partita con la Casertana, non ci sono lesioni muscolari e questa è la cosa più importante. Anna, ancora messaggi? Sì, una domanda per i nostri ospiti. In un contesto dove tutti stanno dando il massimo, credo che si possa chiedere di più a Luperini. Che ne pensate? Che ne pensi, Carlo? Ma Luperini è un giocatore che non brilla a livello proprio di qualità, non si vede la sua luce dentro il campo, però la sostanza si sente tanto perché è un giocatore molto fisico, molto ben strutturato e che riempie quel settore di campo con tanta sostanza, meno qualità, che sicuramente non ne ha, ma tanta sostanza. Ci aspettiamo da lui magari qualche inserimento in più in zona gol, perché nelle sue corde, nelle sue caratteristiche. Allora, dell'Altamura abbiamo detto tanto anche attraverso l'intervento del collega di Altamura Live. Andiamo a vedere adesso le statistiche a confronto. Ermanno, tocca a te, perché ci dai qualche indicazione in più. Ne vediamo 6 di dati. Io volevo partire dagli ultimi 2. Sì. Il PPDA e i falli fatti nei 90 minuti, perché racchiudono un significato e una differenza. Allora, intanto spieghiamo a chi ci ascolta da casa che cos'è il PPDA. È un dato... Che brutta parola. No. Ormai qui siamo esperti, nel senso che l'abbiamo trattato per vari anni. È un dato che esce fuori dal rapporto tra il numero di passaggi che esegue la squadra che è imposta e quelle che invece sono le azioni difensive della squadra che aggredisce, quindi tackle, intercetti o anche dei falli. Vediamo proprio sul PPDA, vediamo proprio la grande differenza tra l'Altamura e il Catania. Prima l'ho in qualche modo anticipata dicendo che l'Altamura, proprio per i principi tattici di Di Donato, cerca proprio di non far giocare l'avversario, quindi attua una pressione molto alta, quindi nella zona di impostazione della costruzione del basso della squadra avversaria, e spezzetta molto il gioco. Questo si può vedere infatti da un PPDA che è 7.7, quindi al massimo, diciamo, le squadre che in media, più che altro le squadre che giocano contro l'Altamura, eseguono 7,7 passaggi, poi l'azione si blocca, quindi non permettono un possesso prolungato della squadra in impostazione. E soprattutto l'altro dato su cui mi collego al PPDA è proprio i falli fatti per 90 minuti, dove l'Altamura è prima in classifica nelle 60 della Serie C, e infatti è una squadra che
spesse volte, ne abbiamo parlato pure prima, diciamo non in onda, del fatto che l'Altamura molte volte viene a prenderti a uomo, quindi con la pressione alta viene a prendere a uomo. Quando perde l'1 contro 1, anche e soprattutto nella tre quarti diciamo avversaria, commette fallo, ferma l'azione, crea uno stop tattico tecnico che permette poi di rifiatare e di risistemarsi. Nell'altra parte, nella parte superiore invece, perché abbiamo iniziato dal basso, chissà perché abbiamo deciso che ci piaceva di più gli ultimi due dati, ma ci sono anche gli altri 4 che sono significativi perché raccontano di un Altamura che tenta di arrivare lì davanti con i cross e di un Catania che tenta di arrivare con la costruzione, mi sembra di capire vedendo i dati così. Più che altro come entrare dentro l'area avversaria. Il collega di Altamura ci ha parlato del fatto che la squadra di Di Donato prova a costruire dal basso. Quando arriva nella tre quarti avversaria però ha come abitudine, come impronta, quella di entrare dentro l'area più che altro con dei cross, con delle traversoni laterali che provengono più dalla fascia destra, quindi proprio Mané, prima ce l'ha sottolineato il mister Breve. A differenza invece del Catania, che anch'essa esegue tanti cross a partita, abbiamo visto il gol sia di Gimenez che di Inglese, o il cross di Anastasio sul gol di Guglielmotti, però il Catania che entra tanto dentro area anche con un fraseggio, con una triangolazione, con un inserimento, perché se riguardiamo gli highlights, il gol di Gimenez più che un cross è un inserimento sul secondo palo, è diciamo un traversone, mi piace chiamarlo così, un traversone, una palla a tagliare dentro area rasoterra e l'inserimento sul secondo palo. Quindi Catania che ha un altro stile di gioco, soprattutto per offendere l'avversario. Altamura che invece cerca tanto questi palloni alti dentro area per i centimetri dei propri incursori. Degli attaccanti del team Altamura ovviamente ha parlato anche in conferenza stampa l'allenatore del Catania Domenico Toscano. Io vorrei tornare da Carlo per darci la tua idea anche, ne abbiamo parlato tanto ormai dell'Altamura, ma è una squadra che veramente il Catania può temere, deve temere, perché è esperta, forse anche per questo? È una squadra esperta, mi somiglia molto al Monterossi dell'anno scorso, che era una squadra fatta di giocatori di categoria, esperti, non si riusciva a capire perché stesse così in fondo alla classifica. E quindi questa è una squadra che è stata costruita per non soffrire, e che invece si sta trovando insomma, nelle posizioni basse della classifica dopo 8 partite. Sai, dopo 8 partite già la classifica inizia a essere veritiera, ecco. È chiaro che il Catania non può sottovalutare questa squadra e soprattutto il momento, perché si trova veramente a un passo dal primato in classifica. Vincere significherebbe raggiungere momentaneamente anche il primo posto, e quindi una partita che deve essere fatta con un ardore agonistico, così come è stata fatta anche col Monopoli e nelle altre partite. E nelle ultime partite giocate dal Catania soprattutto. Ritorno da Ermanno, andiamo a vederlo ancora più da vicino attraverso i tagli questo Altamura, partendo come sempre dalla fase di non possesso e andando sui calci piazzati. Come si organizzano in difesa? Mi è piaciuto molto iniziare dal calcio piazzato, da un calcio d'angolo proprio contro il Benevento che attacca con tanti uomini. Qui vediamo proprio 11 giocatori dell'Altamura, tutti dentro l'area di rigore, esegue una marcatura a uomo, ma con diverse sbavature, perché se rivediamo la clip possiamo notare i 2 giocatori che ho in qualche modo evidenziato che non marcano, stanno davanti quasi alla ricerca di una seconda palla che lì difficilmente va a cadere, quindi coprono più che altro la zona del primo palo, mentre lasciano il giocatore evidenziato dal cono di luce che taglia dentro. In quella zona rossa non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Poi il mister, che è stato un grandissimo difensore, ci può dire che è più difficile scarpare verso la porta che andare invece incontro al pallone, e questo in qualche modo è stato un deficit dell'Altamura, che poi in realtà nel corso delle settimane sta cercando di migliorare e correggere. Però questa marcatura a uomo, soprattutto sui calci piazzati, è qualcosa, un'impronta molto chiara del mister. Quando marchi a uomo devi sentire l'avversario, devi guardare palla e uomo, non puoi guardare solo la palla o solo l'uomo, devi guardare palla e uomo e sentire sempre l'avversario, toccarlo, capire come potrebbe andare a intervenire, prendere posizione quando parte la palla e non farlo andare a colpire di testa. Ma soprattutto se vai a marcare a uomo non puoi lasciare uomini liberi. Assolutamente. Cioè non ti puoi permettere di lasciare uomini liberi, perché sennò non è che è 1 contro 0.
come è successo. Che marcatura uomo è. Fra parentesi, invece, nelle altre clip tu hai verificato come loro tendono a coprire di più il primo palo, soprattutto sui cross, e a lasciare magari scoperto il secondo. Sì, in realtà si vede molto, soprattutto nelle clip, questa la clip contro il Giuliano, su questi cambi gioco veloci e imbucate dentro, come sul secondo palo creano grossi buchi, e qua si vede proprio il gol del Giuliano, l'1-0. Questo perché? Perché cercano sempre di coprire con molti uomini, quindi in maniera numerosa e densa, il primo palo, lasciando un po' libero e quasi con molta disattenzione da parte, qua possiamo vedere, del difensore De Santis, che guarda solamente il pallone e mai l'uomo, la parte del secondo palo. Errore che voi mi insegnate non va fatto, no? E De Santis, che tra l'altro il mister conosce molto bene perché l'ha avuto l'anno scorso di Donato, l'ha avuto l'anno scorso a Latina, non è nuovo a questo tipo di errori, perché ne ha fatto anche qualcun altro in altre gare, dove proprio con la postura del corpo sui cross laterali si gira non guardando molto distratto, e soprattutto la palla, giocando a 3. A destra davanti ai Mané, che comunque non brilla per la qualità difensiva. Devi essere un pochettino più attento, soprattutto su cross, traversoni o coperture che siano. Sei uno dei tre, è importante l'attenzione e la concentrazione, anche la comunicazione del reparto. Abbiamo visto la seconda clip, nella terza facciamo vedere un po' che è un'abitudine questa, no? Sì. Perché l'abbiamo visto il Giuliano, questa è la Cavese. Questa è invece la partita con la Cavese. 3 giocatori che coprono il primo palo. De Santis guarda anche qui solamente il pallone, palla che scavalca proprio lui, colpo di testa, poi Pane fa un bel intervento di piede, però anche qui lasciare troppo spazio nel secondo palo, cosa che vedremo poi nelle clip del Catania che attacca con tanti uomini e che soprattutto ha creato tanta pericolosità in queste ultime gare. Fase di possesso invece del team Altamura, ricerca del cross, l'abbiamo detto anche prima, presentando la squadra. Insomma, è una squadra che ricerca il cross e che poi occupa in un certo qual modo l'area, non con tantissimi uomini, ma crea delle difficoltà alla difesa avversaria. Non lo fa con tanti uomini, ma gli uomini che vanno dentro area condividono spesso la zona da attaccare. Qui per esempio il cross è un cross un po' sbilenco sul primo palo, dove non ci sono uomini dell'Altamura, però vediamo sul secondo palo come isolano proprio la marcatura di un avversario, portandola a fare una scelta, quindi creando un vero e proprio 2 contro 1, con un attaccante che taglia davanti e l'altro che taglia alle spalle. Nelle clip successive possiamo vedere proprio il gol poi col Taranto, che si basa su questo concetto. Ecco qui, giocata larga, quindi cross, occupazione non di tantissimi uomini dentro l'area, e 2 contro 1 che si crea sul secondo palo, il giocatore che taglia alle spalle, che non viene seguito visto che il difensore guarda la palla e guarda il marcatore che si trova davanti, e quindi spazio libero, che vuol dire colpiscono come vengono colpiti di solito. Succede anche questo, sì, no? E soprattutto le incursioni non sono fatte, le incursioni pericolose non sono tanto fatte dagli attaccanti, abbiamo parlato di Molinari, abbiamo parlato di Minus e così via, ma quanto dai centrocampisti, quindi dalle mezzale. Proprio Rolando, l'abbiamo sottolineato prima, è un esempio col chiave. Monopoli stesso discorso, ultima che vediamo dell'Altamura, molto simile alla prima clip, dove anche qui, qua ovviamente finale di gara, si vede come questi 2 giocatori condividono il movimento e lo spazio, isolano proprio una marcatura e si crea un 2 contro 1. Qui poi il compagno decide di fare un'altra scelta di non mettere il cross, però, quello è il principio di gioco. Quello è il principio di gioco della squadra allenata dall'ex allenatore del Latina. Io vi volevo far vedere, prima di andare di nuovo da Anna, la lente di ingrandimento sul Catania, perché anche qui coinvolgo sia Carlo che Ermanno. L'abbiamo chiamata così, squadra verticale il Catania. Perché squadra verticale? Perché prima parlavamo del PPDA, qua c'è il PPDA Against, che ci spiegherai che cos'è. Il PPDA Against non è altro che il PPDA che registrano le squadre che giocano contro il Catania, che ha un valore molto buono, infatti 7.7, che era lo stesso che aveva l'Altamura. Questo ci può in qualche modo indurre a 2 ipotesi, a 2 pensieri principali.
il Catania fa fatica a palleggiare, a uscire dalla pressione avversaria, e quindi molte volte l'azione del Catania viene bloccata o per paura o per paura dell'avversario, per difficoltà del Catania, oppure quello che in realtà si è analizzato di più nelle scorse partite, il Catania che non ha tanto bisogno, non ricerca tanto un possesso palla prolungato, ma gradisce di più una giocata verticale, non con lanci lunghi, l'abbiamo visto la volta scorsa, quanto più con dei fraseggi in verticale, poi lo scarico dei tre quarti e l'occupazione dello spazio, rispetto a un possesso palla molto, molto prolungato. Quindi questo mi fa comprendere, cioè questo dato ci fa comprendere proprio questo. E poi, se possiamo rivedere sempre nella grafica, è un dato che voglio reinserire, il discorso dei passaggi nella tre quarti avversaria nei 90 minuti, dove il Catania segue tanti passaggi, quindi il possesso toscano lo indirizza non tanto nella parte bassa, nella costruzione del basso, diciamo, nella classica zona 1, quanto nella zona 3 o nella zona 2, quindi nella parte della tre quarti avversaria, dove predilige sempre delle giocate corte, brevi, veloci per entrare dentro area, cosa che il Catania riesce a fare molto bene. Sì, il Catania è molto bravo, soprattutto quando ruba palla nella metà campo avversaria e riparte a pieno organico con tanti uomini. Lì veramente il Catania riesce a far male. E vedremo che anche in chiave difensiva è tanto bravo quando mette tanti giocatori lì posizionati, più difficoltà, poi lo vedremo fra poco quando arrivano i lanci lunghi. Torno da te fra pochissimo, Ermanno, torno da Anna invece per avere ancora qualche messaggio da casa. Agata ci chiede: Jiménez è spagnolo perché ha fatto ballare la samba. E ancora messaggio da Salvuccio: speriamo che a dicembre arrivi un rinforzo a centrocampo, forza Catania. L'ha detto anche Peppe Di Stefano poco fa. Ci sono pareri discordanti, Marco, sul punto di penalizzazione che è stato dato al Catania. Ci scrivono infatti: io penso che il punto di penalizzazione abbia caricato la squadra in vista della prossima partita. Invece Pino si chiede, scrive: questo punto di penalizzazione dato al Catania potrebbe avere un risvolto negativo per la società? Hai visto, per cui c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa bianca e chi la pensa nera, magari alla fine grigia. Semplicemente c'è un punto di penalizzazione che il Catania ha preso e che dunque ora deve provare a riprendersi sul campo, e mi sembra che la squadra, forse il messaggio che dice la squadra avrà ancora più carica per prendersi sul campo questo punto, ovviamente che non è stato perso per demeriti della squadra, questo lo sappiamo tutti. Andiamo a vedere invece per l'angolo tattico sul Catania, ritorniamo da Ermanno perché io ti voglio coinvolgere sul discorso nuovamente difensivo, perché partiamo dal, posso dire, solito lancio lungo, perché ormai delle ultime 2 o 3 partite questa situazione crea delle difficoltà. Abbiamo parlato proprio di alert difensivo già da due settimane, lo facciamo, e per diciamo in qualche modo colpa della difesa, anche del tipo di marcatura e del tipo di copertura dello spazio, questa è un'azione che ha portato proprio al primo gol della Casertana, quindi possiamo dire di averlo in qualche modo già predetto. Qui possiamo vedere proprio come i 3 difensori del Catania non comunicano, comunque forse non leggono, non comprendono questa palla lunga e fanno fatica nel correre all'indietro. Che arriva dal portiere, lo ricordiamo, è un lancio del portiere. È un lancio del portiere che parte proprio dall'area di rigore della Casertana. Vediamo come il difensore centrale guardi solamente il pallone, mentre Castellini, che è il diretto marcatore, quindi il braccetto di sinistra, lascia troppo spazio, troppa libertà a Mancini, che da destra rientra dentro, taglia le spalle e non viene né seguito né dall'esterno. Tu l'hai commentata. Devi seguire lì il taglio. Devi seguire il taglio, è una regola, no? Quando fai le esercitazioni per la fase difensiva, seguire il taglio dell'attaccante che ti taglia davanti. Quindi doveva seguirlo, e magari se si accorgeva che anche Di Gennaro non fosse riuscito a prenderlo, doveva far fallo. Una situazione che si è vista col Monopoli, si è vista col Giuliano, lì in modo diverso, modo diverso. Qui è una situazione che magari loro non si aspettano. Esatto. Assolutamente. Non si aspettano che il portiere... Anche perché però vedono partire
Mancini tagliare dentro, no? Sai, la cosa che mi preme in qualche modo sottolineare è il discorso che avevamo visto la volta scorsa, cioè c'è una mancanza lì di comunicazione. Castellini, giocatore per me molto forte, di categorie anche superiori, però anche qui dimostra come nella partita col Monopoli, come gli manchi ancora quell'esperienza nel comunicare al compagno di reparto un taglio, una copertura, quindi alle volte ci sta, l'errore è diciamo Facciamo naturale. vedere invece, Ermanno, come invece il Catania difende quando è piazzato, quando occupa lo spazio proprio vicino alla propria area di rigore. Lo vediamo nelle prossime due nelle prossime occasioni. due clip si vede proprio invece il dato che abbiamo fatto vedere prima, no? Il PPDA del Catania, che fa giocare tanto la squadra avversaria perché si abbassa e crea densità in zona centrale. È difficile che la squadra avversaria entri dentro l'area, se lo fa anche in maniera confusa. Questa è l'azione del secondo tempo, scusate, con la Casertana. L'unica azione degna di nota del secondo tempo della Casertana. Esattamente. Però vediamo qui come ci siano 6 giocatori di maglia bianca che occupano proprio lo spazio centrale, tutti a copertura. Per arrivare alla conclusione ci ha dovuto provare 4 volte la Casertana. E vediamo anche con che grande aggressività viene attaccato il portatore di palla. Questa poi è un'azione rocambolesca che per fortuna della squadra etnea si conclude. Quella con successiva è un po' la stessa situazione, no? La rivediamo qua. Però qui la squadra è più bassa, è diciamo molto compatta, e qui vediamo come 7 addirittura giocatori del Catania aspettano l'uno contro uno di Bakayoko, che avevamo anche questo anticipato, però poi Bakayoko non li può affrontare tutti e quindi calcia da fuori. Catania che ti permette di giocare fino a fino a 25 metri dalla porta, dopodiché ti dice calci in porta o non entri. Oppure è difficile, vedi il lavoro entrare. in fase di non possesso di Luperini, che è sempre lì a raddoppiare. A proposito anche del messaggio che avevamo prima, no? Come giudicate Luperini? Giocatore di sostanza, giocatore anche di sostanza, tatticamente molto intelligente. Sì. Ci si aspetta da parte sua qualche inserimento di più in zona gol, perché lui ci ha abituati negli anni a fare dagli 8 ai 10 gol a stagione, quindi. Dobbiamo andare ragazzi, vi interrompo, velocissimi, perché abbiamo già Franco Cammarasana e Francesco Triolo collegati, perché fra un po' c'è il derby, per cui insomma dobbiamo anche dare spazio a Trapani e Messina. Vi voglio tornare ancora per un po' da Ermanno per chiudere. Fase di possesso del Catania, focalizziamoci sul contropiede e l'appoggio degli esterni. Allora sì, primis ci basiamo queste però sono le azioni dell'Altamura. Mi riferisco proprio a quello che ci aveva anticipato prima il mister Breve sul discorso della transizione positiva del Catania, che porta subito a una verticale. Il Catania che con la Casertana ha un contropiede importante, un 3 contro 2 importante, però ancora una volta, come analizzato da me 2 settimane fa, non riesce a finalizzare, non arriva al tiro in porta, non per forza di finalizzare, ma quantomeno creare una palla gol. Il Catania che ha una buona transizione, positiva soprattutto, ma che non riesce ad andare al tiro. Questo invece è il video che ci fa vedere, diciamo il taglio video che ci fa vedere invece i supporti degli esterni, dei quinti, in questo caso quinti, visto che si è ritornato a giocare con un 3-5-2, come il quinto di destra mette il traversone, il cross dal fondo campo, e l'altro invece quinto che è già dentro l'area, pronto a creare densità e supporto. Si vede ancora di più Ermanno e Carlo in occasione del gol dell'1-1 del Catania, no? Sì, il gol del Catania, vediamo come Anastasio mette questo traversone sul secondo palo, perché sa che Guglielmotti, e l'aveva fatto già col Cerignola, attacca sempre quella zona di campo che di solito, come abbiamo visto anche nelle clip dell'Altamura, in queste categorie non viene coperta, e da qui nasce il gol del pareggio. 5 giocatori del Catania nell'area grandissima densità dentro area, e questa è una chiave di lettura molto importante, perché il Catania crea densità sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso, quindi anche grandi doti atletiche. Ecco, bravo, anche quello è importante, anche perché il Catania ha bisogno in questa fase, soprattutto in questa fase della stagione, con gli infortuni a centrocampo. Ci fermiamo, ci troviamo fra pochissimo con il derby che incombe fra Trapani e Messina.
Terza parte della nostra preview, vi avevamo detto poche ore al derby fra Trapani e Messina e dunque non possiamo fare altro che collegarci con i nostri due protagonisti, i nostri due colleghi da Trapani e da Messina per dovere di ospitalità e di squadra ospite. Parto dal trapanese, dunque Franco Camarasana. Ciao Franco. Ciao, buon pomeriggio. Mentre alla... È una partita abbastanza... Aspetta Franco, che prima fammi presentare Francesco Triolo. Scusami, se no... Franco ha fretta che andare allo stadio. Sì, esatto, ha fretta, è vero. Ciao Francesco Triolo, anche a te. Buonasera a tutti, buon pomeriggio. Allora Franco, puoi incominciare, anche perché quel quadro alle tue spalle, insomma... Bello, no? Una bella location ti sei trovato. Andiamo, dacci un'idea di questo Trapani, anche perché è un derby atteso, no? Manca da 15 anni, vero? Esatto, manca da 15 anni, è una partita abbastanza attesa dai tifosi Granata, anche per vedere il Trapani all'opera dopo la gara di Sorrento, con Sorrento che non ha soddisfatto tutti. Il risultato positivo alla fine 1-1, muove la classifica, sesto risultato utile consecutivo, ma la prestazione della squadra, quantomeno nel primo tempo, fino a quando si è giocato 11 contro 11, non è che abbia soddisfatto molto il palato dei tifosi Granata. Per quanto riguarda la partita di stasera, sicuramente Totò Aronica ha preparato qualche cosa. Intanto è cambiata la disponibilità di una parte dell'organico, perché non ci sarà Benedetti squalificato per un turno, giudice sportivo, si è fatto espellere ingenuamente domenica scorsa, ma il suo sostituto naturale, che è Martina, non è che stia molto bene ed è probabile quindi che in quel ruolo di terzino sinistro schieri Capitan Sabatino. Poi altre novità sicuramente ci saranno qualcuno a centrocampo. Io prevedo Marino, ma non è detto, lui ha diverse alternative, perché in settimana purtroppo ha rescisso un centrocampista, un atleta importante che negli ultimi anni aveva fatto molto bene con Cittadella in Serie B. Mi riferisco a Valerio Mastrantonio, che per motivi proprio personali di famiglia ha dovuto rinunziare al contratto che aveva in scadenza al 30 giugno del 2026. E novità sicuramente anche nel reparto avanzato, perché non ci sarà ancora Zupp, però tornano a essere disponibili sia Udò che Fall, quindi almeno sulla fascia sinistra è probabile che uno dei due sarà presente. Per il resto non credo che ci siano tante novità, anche se, ripeto, il Trapani ha un organico ben strutturato, come si suol dire, per cui molte novità non ce ne saranno nel corso della partita. Sicuramente sì, perché Totò Aronica in ogni gara usufruisce di tutti e 5 i cambi disponibili. Franco, io vado adesso da Francesco invece per sentire che novità possiamo dare dal fronte Messina. Guarda, ieri Modica si è definito Davide contro Golia per affrontare il Trapani, magari cercando di scaricare un po' la pressione sulla squadra di Aronia. Guarda che grandi coincidenze. Modica è proprio di Mazzara, a 2 passi da Trapani. Aronica ha giocato tanti anni a Messina, ha conquistato anche la Serie A, quindi ci sono tanti motivi di interesse attorno a questa partita. Da ultimo anche vedere che tipo di reazioni, come diceva Franco, avranno le due squadre, perché il pareggio con la Benevento ha dato al Messina la sensazione, forse anche la consapevolezza, di potersela giocare contro tutti. Messina ha dimostrato di essere una squadra che può tenere ritmi alti, ed è questo che ha chiesto l'allenatore giallorosso ai suoi giocatori per questa gara, perché il Messina appena va sotto ritmo rischia sempre, quindi ritmi alti, aggressività, il tipico calcio zemaniano di Modica. Sul fronte formazione c'è poco da studiare, nel senso che lo stesso Modica ha detto che dovrebbe giocare Carapicas in porta, così come contro il Benevento, e poi bene o male si dovrebbe andare verso la stessa formazione che ha pareggiato contro una delle capolista. Ancora assente Salvo,
che stanno operando al naso. Sul fronte formazione non ci dovrebbero essere grandi novità, piuttosto è l'atteggiamento che l'aspetto su cui ha lavorato tantissimo il tecnico durante questi giorni in attesa della partita col Trapani, che è un derby, sfugge in teoria ad ogni pronostico, ma il Messina sa che è l'inizio di un tour de force, anzi lo è stato col Benevento, però poi dovrà affrontare anche il Monopoli. È un momento un po' particolare in casa giallorossa e bisogna per forza dare il 300% per cercare di portare a casa più punti possibili in un momento un po' delicato del campionato. Allora, se ci siete ancora tutti e due, sicuramente Francesco l'ho sentito fino adesso, anche Franco, sono delle domande, è vero Anna, per i nostri due colleghi? Sì, Marco, non c'è una domanda, ma c'è la domanda. Chiedono, vorrei fare una domanda sia a Triolo che a Camarasana. Chi vincerà il derby? Ecco, risposta secca. Risposta secca. Ciccio, inquadrato tu? Risposta secca con le scaramanzie? No, senza scaramanzie. Se lo sapessi sarei all'agenzia delle scommesse, ma è una partita che sfugge a qualsiasi risultato. Sarà anche proprio per quello che dicevo, perché il Messina è una squadra. No, stava intervenendo Franco, non ti preoccupare. C'hai il risultato, Franco? Franco, hai il risultato? No, ne farei uno scoop, uno scoop giornalistico se conoscessi il risultato già. Mi dispiace che non funziona più, ecco, forse sì, adesso mi vedete probabilmente. Ecco qua anche Franco. Comunque ho capito, non vi volete sbilanciare, va bene, abbiamo scherzato, lo so, vedete che fate no con la testa, va bene ragazzi, grazie. Anzi, non mi auguro, ma sono sicuro che sarà una bella partita, perché sono due squadre che puntano a fare calcio e questa è la cosa più importante. Bene, allora scappa a vederla la partita tu Franco, vi saluto, ciao ragazzi, ci sentiamo alla prossima puntata di Preview, ciao. Buona serata a tutti. Ciao Franco, buonasera, ciao. E noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo invece con le probabili del Massimino, a fra poco. Di nuovo in studio, ultima parte di preview, andiamo con le probabili del Massimino, partendo dalla probabile del Catania che vediamo in grafia con il 3-5-2 delle ultime domeniche. Chiaramente bisognerà poi verificare i posizionamenti dei vari giocatori e verificare come ci sarà la rotazione lì davanti, perché chiaramente ci sono dei giocatori che possono essere ruotati e che Toscano ha ruotato durante tutte le partite di campionato. Andiamo a vedere invece la probabile formazione del team Altamura. Abbiamo detto di un 3-5-2, noi l'abbiamo ridisegnato come un 3-4-2-1, ma sappiamo che appunto Rolando è un giocatore che può andare ad occupare il ruolo a centrocampo per lasciare poi di avanti. Abbiamo scelto D'Amico e Molinaro, poi vedremo ovviamente che cosa deciderà di fare Di Donato. Chiudiamo con gli arbitri per vedere un po' chi sarà la quaterna, ormai non si dice più terna arbitrale, perché c'è il quarto ufficiale che sarà di Enna, Mauro Gangi, partiamo dal basso, l'arbitro invece è Gianluca Renzi di Pesaro, Matteo Nigri di Trieste e Alessio Miccoli di Lanciano sono i due assistenti. Va bene, pronostico a voi non lo chiedo perché non l'hanno detto, non l'ha detto Camarasano, l'ha detto Triolo, non lo fate neanche voi ovviamente, però ci auguriamo che insomma il Catania riesca a fare una bella partita. Anna, qualche ultimo messaggio da casa per chiudere? Sì, allora ci scrivono: buonasera dalla Curva Sud, buonasera a tutti, domenica ho visto una squadra unita e finalmente sudare la maglia, ora serve vincere più partite possibile e cercare di centrare questa promozione. E ancora: buonasera, domenica tutti al top, unica nota negativa si chiama Adriano Montalto, avrei tenuto Cianci tutta la vita. Non mi sembra, grazie Anna, non mi sembra una nota negativa. Assolutamente no, perché non ha giocato con la Casertana, non ha fatto una gran partita. È un ragazzo che dà sempre tutto, che suda la maglia, ci tiene a far bene, poi magari
non lo può fare tutte le domeniche e non è ancora al meglio della condizione, ma sono sicuro che Montalto risolverà tante partite del Catania magari subentrando. Discorso che facevamo all'inizio, avere fiducia anche in questa batteria di attaccanti. Carlo Breve, grazie come sempre della tua partecipazione, buona serata. Ci vediamo sabato. Ci vediamo allo stadio. Ermanno, grazie. Grazie mille Marco, grazie mille ai nostri telespettatori. Con te ci vediamo invece alla prossima, anche con Anna, ci vediamo alla prossima. Ciao Anna. Grazie a te Marco, ci vediamo venerdì prossimo. Noi invece ritorniamo appunto, come ha detto Anna, venerdì prossimo. Ricordo appunto sempre gli appuntamenti con le nostre dirette, con Diretta Stadio per la partita del Catania e poi ovviamente il lunedì dedicato a Corner con anteprima Corner e con Corner. Noi, come detto, ritorniamo venerdì. Ciao!